poi proprio dopo il palo ha sbagliato, può essere anche che si sia calpestato rompendo, sono cose che a volte succedono. Comunque qua diventa favorito Brivio d'Elite, che cercherà di andare a sfilare. Zenotab ha corso molto bene l'ultima, deve correre di rimessa, però oggi corre con i ferri. Bisogna capire se Gianni Targhetta manderà il primo, cioè Azdora probabilmente, o se manderà solo Brivio d'Elite. La corsa secondo me sta un po' lì. Se sfila Brivio d'Elite si batte molto male, se sfila Azdora secondo me è un gran bel match. Sesta corsa, una bellissima prova per cavalli anziani, ritirato Banderas B dopo la sgambatura, 1 Amore Stecca, 2 Zenotab, 3 Azdora, 4 Back on Top, 5 Brivio d'Elite, 7 Buona Gar. Macchina che prende velocità e li lascia con Azdora, sbaglia Brivio d'Elite, e allora Azdora che va a chiedere strada a Zenotab e passa. Numero 5 Brivio d'Elite squalificato. E così dopo il colpo di scena del ritiro di Banderas B, anche il colpo di scena della rottura e la squalifica di Brivio d'Elite. E intanto allora Azdora può permettersi di graduare i parziali al comando, 15 per il lancio, Azdora e Pietro Gubellini in vantaggio, in seconda posizione Zenotab, in terza Back on Top, quindi Buona Gar a precedere Amore Stecca. 31,1 per i primi 400 metri di corsa di Azdora, che ovviamente può permettersi di graduare, e Roberto Faticoni dall'ultima posizione sposta, risale giustamente a spesa zero, va a portarsi a diretto contatto di Azdora, che ha fatto 48, e per questa categoria sono davvero parziali molto molto lenti. E così Amore Stecca si è portato lì gratis. Va a fare la seconda pariglia Back on Top, secondo in corda c'è Zenotab alla retroguardia. Buona Gar. 32 questi 400 metri, sul piede dell'1,19, Azdora in vantaggio, con di fuori Amore Stecca, allo steccato c'è Zenotab, mentre in seconda pariglia esterna Back on Top, terza alla corda Buona Gar. Il primo chilometro se ne va in 1,18,6, con Azdora che controlla, Amore Stecca sempre all'esterno, allo steccato Zenotab, in pariglia Back on Top, alla retroguardia Buona Gar. Non cambia nulla quando siamo a 400 dalla conclusione, muove in terza ruota Back on Top, che dà il parziale per scavalcare Amore Stecca e portarsi all'attacco di Azdora, la quale accelera, però arriva con decisione Back on Top, e i due testa a testa 200 dalla conclusione, 14,1 la piegata conclusiva, Azdora e Back on Top, con Back on Top che mette qualcosa avanti a Azdora, che prova a riprendersi allo steccato, Back on Top che passa, un solo parziale per Back on Top e la vittoria in tasca. Al secondo posto Zenotab forse riesce a piegare Azdora, 27,6 la chiusa siderale, 1,15,2 il ragguaglio cronometrico e la mossa decisiva di Giuseppe De Filippis è andare con più cattiveria possibile all'attacco di Azdora. Vola gli ultimi 400 metri Back on Top e porta a casa la vittoria. Giuseppe De Filippis, che è anche l'allenatore del portacolori della Levante Horses, al secondo posto. Dovrebbe esserci Zenotab a precedere Azdora. La vittoria però tutta meritata e a sorpresa per Back on Top e Giuseppe De Filippis.